Quindi grazie a un programma comunitario, il programma operativo Italia-Francia Marittima, abbiamo avuto la possibilità di ottenere un finanziamento per la realizzazione di una mostra, che sarà una mostra itinerante, sulle identità culturali del menhir. Il progetto è un progetto molto ampio che ha anche all'interno una serie di contatti, di partenariati con la Corsica, la Liguria, la Toscana, oltre che con la regione Sardegna, ed è basato appunto sulla possibilità di valorizzare questo aspetto peculiare del nostro territorio. Il nostro territorio consortile, si distingue dagli altri per avere una grande valenza in termini culturali, soprattutto in termini archeologici, e pertanto diciamo che con questa mostra abbiamo voluto mettere in evidenza quelle che sono, diciamo, le peculiarità di questo territorio. Contiamo appunto, l'auspicio è che questa mostra sia l'inizio di un percorso più ampio che ci porti poi a realizzare delle azioni più puntuali, sempre in termini di valorizzare, con l'obiettivo di valorizzare queste peculiarità. La mostra sarà inaugurata all'Acconi, a Palazzo Aimeric, il 7 marzo e poi è una mostra itinerante, quindi verrà sicuramente esposta in altri luoghi, speriamo anche in Corsica, in Toscana e in Liguria, proprio per facilitare la conoscenza del nostro territorio. Per quanto tempo è visitabile all'Acconi? Ma immagino che per almeno un mesetto sarà possibile visitarla, poi attraverso il nostro sito daremo conto degli spostamenti e diciamo, dei dettagli relativi alla fruizione della mostra stessa. Perfetto, grazie mille. Okay,